Il documentario che state per vedere è dedicato a Vladimiro Dorigo, alla sua vita, una persona a cui sono anche legato molto affettivamente. Si basa su un'intervista che abbiamo girato a casa sua pochi mesi prima che morisse. Vladimiro lo sapeva, ne era consapevole e quindi ci parla con dolcezza, senza rimpianti, di tutte le cose più importanti, insomma, che sono avvenute nella sua vita, sempre vista in una prospettiva sociale e politica. Il documentario è introdotto e accompagnato da dei brevi interventi di Isnenghi, che inquadra e arricchisce il film. Grazie. Quella che state per vedere è un'intervista, l'ultima intervista a Vladimiro, Miro per gli amici, Dorigo, fatta tra giugno e luglio del 2006, subito prima della morte. Stava già malissimo e sapeva che doveva morire ben presto, però sembrava aver voglia di raccontare, di raccontarsi, di riprendere il filo di tutta la sua esistenza. Partiamo dal principio. Questa strana famiglia per un intellettuale come sarà, poi nella sua vita un intellettuale e un politico come Vladimiro Dorigo, una famiglia del popolo, un padre fuochista, poi disoccupato, mandato via dalle ferrovie per malattie professionali, poi motoscafista, un motoscafo pubblico, e una madre domestica. Non a molti intellettuali, diciamo in senso lato, di sinistra, è capitato di avere matrici proletarie così pronunciate. Però il padre, tra le cose che fa anche il pittore, uno di quei tanti pittori che siamo abituati a vedere in giro per Venezia, con il loro seggiolino, con il trespolo, che dipingono scorci veneziani, sì certo per passione artistica, ma anche per farne mercato per i turisti. Era così, un introito eventuale e aggiuntivo, specialmente utile nel lungo periodo di disoccupazione tra il fuochista e il motoscafista. Dunque c'era anche una passione d'arte e dunque a 13 anni il papà porta Vladimiro a vedere la Biennale. Mio padre era un fuochista delle ferrovie. Il fuochista delle ferrovie era colui il quale stava davanti alla fornace della locomotiva e caricava il carbone. Un mestiere veramente pesante, direi, di cui poi lui ha sofferto alcune conseguenze fino a quando è morto per enfisema polmonare. Mia madre era una ragazzina di campagna che venne in città a fare servizio. A 19 anni mia madre era già sposata con un bambino in braccio e questo ero io. Ricordo la lettura che mi fece mia madre delle avventure di Pinocchio e questo fu una prima uscita sul mondo forse, perché quel libro è un libro importante. Mio padre, quando era libero, mi portava qualche volta in giro per Venezia e mi diceva: lo sai che Venezia è la più bella città del mondo? E questo forse mi è rimasto in testa. A casa non c'erano libri sostanzialmente, però mio padre aveva comprato a rate l'enciclopedia Vallardi. Erano 11 volumi con una certa ricchezza di illustrazioni, eccetera. E
io andavo, erano in un armadio nella loro camera e io andavo frequentemente a prendermi un volume e a sfogliarmelo. Mio padre poi dipingeva e andava in giro per la città, faceva dei quadretti, dei quadri, che ha sempre fatto poi, per tutta la vita, finché è morto. Mio padre era a modo suo un intellettuale. Non aveva una cultura sufficiente, però aveva una tenacia nelle sue cose molto notevole e io ho sempre ammirato in lui questa capacità di applicarsi anche a cose diverse che per sé non era tenuto a saper fare, a sapere. Negli anni 30 è rimasto disoccupato, aveva questi inizi di malattia per il quale lo hanno licenziato. Dopo 2 o 3 anni è stato aiutato da suo cognato, il marito di una sorella di mia madre, ha fatto un prestito a mio padre e mio padre ha potuto acquistare una licenza di motoscafista. Dopo è venuta la guerra. E le cose si sono fatte molto difficili e poi sono arrivati i tedeschi. E i tedeschi hanno requisito il motoscafo come tutti gli altri, eccetera. Allora mio padre si è pensato di fabbricare il sale. Noi abitavamo a Calle del Forno, a 20 metri di distanza c'è il rio di Santa Margherita e lui andava a pescarsi pentole e pentole d'acqua salata e sulla stufa economica che avevamo in casa, che era l'unica che riscaldava naturalmente, lui allineava 4, 5, 6, 7 pentole di grandezza diversa finché l'acqua diminuiva progressivamente finché veniva fuori il sale, un sale bianchissimo. E con quel sale mia madre prendeva la bicicletta, andava in campagna e la scambiava con dei viveri che i contadini gli davano per avere il sale. Ecco, e questo è anche una delle brillanti invenzioni di mio padre. Però poi c'è la politica. Questo papà era socialista. Siamo fra 2 guerre, siamo in periodo fascista e siamo in Campo Santa Margherita. Campo Santa Margherita è il campo popolare per eccellenza a Venezia. A cavallo tra fine 800 e inizio 900 la chiamavano addirittura la Repubblica di Santa Margherita. E Miro ci è vissuto dentro. Papà socialista, Repubblica di Santa Margherita, dunque una certa iniziazione politica di sinistra. Momento. Vladimiro è nato nel 27 e dunque è bambino e ragazzo negli anni 30. C'è il fascismo tutto attorno e c'è anche a Venezia. Che fare? Probabilmente la famiglia Dorigo, con un papà socialista, con un uomo socialista, avrà pensato di fare come via d'uscita, come minor male, quello che in molte altre famiglie di sinistra del tempo si è fatto: mandare il ragazzino dai preti, pur di non mandarlo dai fascisti o pur di mandarcelo il meno possibile compatibilmente con i tempi. Ed ecco comunque il patronato, ed ecco, quindi è andata bene, probabilmente era un prete diverso da tanti altri, Don Gianfranceschi. E l'incontro con una serie di ragazzi, precocissimo, e questi ragazzi diventeranno alcuni dei giovanissimi partigiani. Lui è troppo piccolo per questo, però finisce in questura, è preso al Malibran, finisce in questura, finisce addirittura a Santa Maria Maggiore, vicino di cella di qualcuno dei fucilati veneziani, Riva dei Sette Martiri o Acca Giustinian. Ma 2 del suo gruppo, memorabile, fanno i partigiani, finiscono fucilati. E uno è Bellemo. Era il presidente della nostra associazione dei Carmini che mi aveva preso anche con sé nel nostro piccolo gruppetto che faceva attività di propaganda antifascista e un certo episodio anche di un fallito
di un attentato all'Opera Balilla, dove c'era il deposito dell'armeria della Guardia Nazionale Repubblicana, eccetera. E poi è andato in montagna e lì dopo 2 mesi è caduto e si era dato il nome di battaglia di prete, perché si era subito dichiarato in che cosa credeva. La brigata Nanetti era una brigata comunista e sono rimasti fortemente colpiti dal coraggio, dalle azioni di guerra e del carattere di questo giovane che è morto a 24 anni e che per me è stato un esempio molto importante di vita. Ecco. La morte di Guido Bellemo fu per me uno shock estremamente duro. Mi chiamò Monsignor Gianfranceschi, mio parroco, un giorno di ottobre del 1944 e mi dette da leggere un foglietto che gli era arrivato, una lettera del comando della brigata Nanetti, in cui si diceva dell'eroismo di Guido Bellemo. L'8 settembre era tornato a casa ed era naturalmente clandestino, perché dovevano tutti ripresentarsi alla leva fascista e lui mi curò molto in quei mesi. Ci faceva delle lezioni come delegato studenti. Già l'affrontare con dei ragazzi di 16, 17, 18 anni il problema storico di Gesù, al di là di quella che è la predicazione, eccetera, eccetera, mi fece intravedere probabilmente, diciamo una parola grossa, il metodo, la metodologia con la quale si devono affrontare tutte le cose del passato, al di là dei problemi della fede. E io ho avuto una grande riconoscenza per lui, ci volevamo bene, è andata a finire così. Io, dopo la prima comunione, ho fatto parte del gruppo dei fanciulli cattolici della parrocchia e in quell'anno, era il 36, c'era una amabile signorina Zitella che abitava vicino a noi lì in campo e che era la delegata dei fanciulli cattolici della parrocchia. Questa signorina anziana era la zia di Dino Busetto. Qualcuno ha detto che è stato mandato dal comando clandestino di Venezia contro all'esercito italiano, eccetera, che risaliva. Qualche altro ha detto no, che lui era ancora patriottardo e che ha voluto andare a combattere sull'Appennino, una cosa che non so se sia mai stata risolta. Fatto sta che lui, quando si è trovato lì sull'Appennino con alcuni compagni del suo reparto, ha cambiato casacca e si è messo con i partigiani. E lì, in un'azione bellica, li hanno catturati e anche loro in 4, come i 4 di Guido Bellemo, li hanno portati in piazza a Gualdo Tadino e li hanno fucilati.
allora ero dei fanciulli cattolici. Nel 1936, appunto, ci fu un concorso nazionale per fare buone azioni e chi faceva più buone azioni aveva il premio viaggio a Roma dal Papa. Siamo andati a Roma, siamo stati lì 3 giorni, abbiamo visitato Roma, siamo andati a Castel Gandolfo dove c'era Pio XI e mi ricordo ogni volta che vedo i papi che salutano i fedeli a Castel Gandolfo riconosco il cortile del palazzo. E questa è stata un po' la mia entrata nel mondo cattolico. Nell'estate del 43 si è formata una brigata di amici e di ragazze, compagni di scuola, eccetera, che si riuniva presso una casa qui davanti alla farmacia di Santa Margherita e tutti che ballavano. Io stavo a guardare e non ballavo, non avevo mai imparato a ballare, ma cominciavano le palpitazioni di cuore perché c'era una ragazza che poi invece è andata con un altro, eccetera, le cose dell'adolescenza. Questa vicenda, andavamo al Lido, eccetera, è stata anche quella preziosa nella mia vita, perché il 24 luglio del 43, un giorno prima della caduta del fascismo, noi eravamo, sai, quelle callicelle fra capanna e capanna. Eravamo là che ci raccontavamo le storielle e ormai facevamo dei discorsetti a nostro modo, antifascisti. Ecco. Finché Gigi Bazzani, uno dei miei amici, bisogna avere coraggio. Io dico, a morte il duce, abbasso il duce, arriva un signore. Eravamo nella strettoia della capanna di un gerarca fascista. Scappati via. Scappati via. Bene. L'amicizia con questa vecchia signora che ci ospitava perché c'era suo nipote fra noi, eccetera, si chiamava la Piccionaia. Noi eravamo i suoi piccioni. Amicizia mi è stata preziosa perché quando mi hanno arrestato il 28 aprile, altra data del 44, perché mi avevano adocchiato mentre facevo casino al teatro Malibran, dove ci avevano portato con varie scuole a vedere documentari fascisti e noi ci siamo messi a urlare, a fare. Mi avevano adocchiato e quando siamo usciti ho sentito di che cosa parlavamo e una vecchia megera che era un insegnante ha chiamato un poliziotto, il quale ci ha blincato e ci hanno portato a Ca' Giustinian. C'era in sede del comando della GNR, della Guardia Nazionale Repubblicana. Mi hanno portato davanti a un milite, il quale mi ha guardato, mi ha preso gli occhiali, me li ha messi sul tavolo, io guardavo, e mi è arrivato uno di quei ceffoni. Ci hanno portato a Santa Maria Maggiore. Mi sono trovato in una cella con 5-6 ragazzi del San Donatese. Uno si doveva chiamare De Gasperi o qualcosa del genere, che ci fecero come a degli intellettuali tutte le domande possibili e immaginabili sulla guerra, eccetera, perché erano un gruppetto di partigiani. Il giorno dopo la vecchia signora della Piccionaia andò da un suo amico che era per caso il questore fascista di Venezia.
sono due ragazzi di cui rispondo personalmente, ma insomma ci hanno messo fuori. Non siamo rimasti con quel gruppo, ma quel gruppo, almeno qualcuno di loro, è fra i fucilati della Riva dei Sette Martiri. Andare a Roma, un pellegrinaggio fondamentale per i cristiani di tutti i tempi. E per Vladimiro Dorigo un pellegrinaggio particolare. È un ragazzo precocissimo, l'abbiamo visto fin da quello che gli avviene nel 43-44, si accorgono della sua bravura i suoi superiori, Monsignor Gianfranceschi, gli altri dirigenti del mondo cattolico veneziano, e gli fanno fare una carriera fulminea che, quasi saltando Venezia al principio, lo proietta senz'altro sul nazionale, nella dimensione del giornalismo cattolico nazionale, quindi a Roma. Giovane dirigente, incontra quindi dirigenti giovani, ma anche dirigenti non giovani. Sullo sfondo c'è Gedda, il grande capo di tutto il movimento cattolico, l'uomo di Pio XII, molto più uomo di Pio XII di quanto non lo fosse intanto Alcide De Gasperi. Equilibri complessi, gli equilibri politici dentro il partito della Democrazia Cristiana e dentro il governo. Gedda ha la sua potenza proprio nei vari rami dell'azione cattolica e Vladimiro Dorigo lavora nella GIAC. Gli anni della GIAC a Roma, 47-52. E poi a Venezia, DC di Venezia, quando sono tornato nel 56, hanno voluto mettermi in lista, ma castigandomi nelle preferenze, e poi la giunta comunale fino al 58. Questo è un periodo nel quale io sono ancora perfettamente il credente di prima. Non mi pongo problemi particolari di passaggio, perché già negli anni della GIAC io ero, come ho detto più volte, fuoriuscito dall'utero di Gedda e avevo maturato delle idee di distinzione abbastanza precisa fra il problema religioso e il problema politico, fra l'autonomia dell'uno e l'autonomia dell'altro, cosa che già mi era costato il licenziamento, la fuoriuscita dalla GIAC, perché Gedda, quando fece dare le dimissioni a Carretto e fece fare presidente Mario Rossi, dette un solo ordine: manda a casa Dorigo. Ecco, allora ero già, mi trovavo a far politica, e facendo politica non avevo avuto nessun bisogno di revisionismi, perché li avevo già maturati prima. Se Carretto fu costretto da Gedda ad andarsene, e Carretto era la creatura di Gedda, questo si deve al fatto che il sottoscritto e un altro gruppetto di 2 o 3 dirigenti centrali negli ultimi anni, dal 50 al 52, fecero un controcorso formativo a Carretto, in modo da convincerlo che quello era un matto clericale da abbandonare, e quindi i destini si sono separati. Gedda ha continuato a imperare per alcuni anni, almeno finché è vissuto Pio XII,
mentre Carretto è andato a fare il monaco di Charles de Foucauld nel deserto del Sahara. Siamo alla fine degli anni 40 e nel corso degli anni 50, il primo quinquennio sostanzialmente, perché, ve lo dico subito, Vladimiro Dorigo farà ben presto, al contrario, il viaggio da Venezia a Roma. Lo farà da Roma verso Venezia. Bocciato. Bocciato perché è troppo bravo, non perché poco bravo. Bocciato perché è troppo autonomo, troppo indipendente, spirito troppo libero. Vladimiro Dorigo nell'intervista si diverte, amaramente rammenta come fossero circondati di censori, ma non per modo di dire, letteralmente ogni numero di ogni giornale e ogni articolo andava censurato, come in guerra dai militari, così dai sacerdoti, specialmente addetti in quella guerra ideologica in cui la Chiesa degli anni 50 si sentiva ed era effettivamente impegnata, ma non era tanto questione di lotta contro il comunismo, era più in generale una battaglia ideologica di cui anche il giovane Dorigo doveva sentirsi parte. E invece lui cominciava già allora a voler far lievitare spiriti critici che lievitavano dentro di lui, ma anche negli altri, in Carretto, un personaggio. Quante volte gliel'ho sentito rammentare con ammirazione, stima, ma anche in fondo come una battaglia mezzo persa, perché alla fine Carretto, che era stato la grande speranza di Gedda, finisce in Africa a fare l'uomo simbolo e il profeta, diciamo così, ma viene mandato via dalla prima linea del movimento cattolico, e anche Vladimiro Dorigo viene mandato via. Torna a Venezia e ormai è nettamente un uomo del partito, lo era stato in una certa misura anche a Roma, ma siamo verso la metà degli anni 50. Lui fa parte naturalmente della sinistra DC, della sinistra di base in particolare. I giovani in gran parte si orientavano in quel senso. Tra gli anziani era Fanfani il meno peggio, che in qualche modo li proteggeva, ma da cui Vladimiro Dorigo perciò, proprio perché credeva più in lui che negli altri, si attendeva più cose e quindi era più rigido e più rigoroso e più pronto alle delusioni, perché sarà sempre così nella sua vita, i più vicini sono quelli che lo deludono maggiormente. Allora la sinistra vince il congresso veneziano, lui non diventa segretario, lo diventa Gagliardi, ma lui diventa il direttore del giornale, Il Popolo del Veneto. Su quale sfondo? Di quale chiesa? Una chiesa terribilmente preoccupata del centro-sinistra che avanza. Ma il centro-sinistra che avanza poteva avanzare solo se passava l'idea, e tra i giovani in qualche modo stava passando, anche i giovani ADC, dell'autonomia delle sfere, ciò che aveva insegnato Jacques Maritain. La politica è una cosa, la morale è un'altra, la religione è un'altra ancora. Sì, per i cardinali Ottaviani, per i cardinali di Curia, certo che no. Comincia una nuova battaglia. A livello veneziano, dove però Venezia è la prima linea di una battaglia di carattere generale per la liberazione dei cattolici dall'obbligo di votare DC. E questo è il punto. Io ho pagato anche 15 giorni di sospensione dal popolo dove mi ero messo a lavorare quando Carretto è partito per il Sahara. Ho fatto un articolo e l'ho messo in terza pagina, Piccolo Fratello. Pubblicata alle 10 della sera, esce la prima edizione dei giornali. Il direttore guarda e dice: cos'è sta roba? C'era un cenno al dissenso di Carretto da Gedda, eccetera. Dorigo, bisogna levare questa roba. No, mi dispiace, io non la levo. Come non la levi? Il direttore sono io. La levi lei, io non la levo. E l'hanno levata. E sono stato a casa 15 giorni. E quello è stato l'anticipo poi del licenziamento, quando nel 1955 Magri e Chiarante, che erano ancora democristiani come me, sono andati a Stoccolma al congresso dei Partigiani della Pace. I Partigiani della Pace era un'organizzazione dei comunisti.
quando sono tornati indietro si sono trovati espulsi dal partito per un gesto autonomo del segretario del partito Fanfani. Allora io sul Popolo del Veneto ho fatto un articolo cui ho detto: caro segretario, lei non ha nessuna facoltà di espellere perché c'è un collegio dei probiviri e sono i probiviri che decidono se uno deve andarsene o non deve andarsene. E si ricordi che fra Voltaire e Dupanloup noi siamo con Voltaire. Odiamo quello che tu dici, ma difenderemo fino alla morte il tuo diritto di dirlo. 2 giorni dopo, raccomandata, è fuori dai piedi. Questa era la DC di quegli anni. Qui mi hanno espresso tanta solidarietà a parole, ma io sono rimasto così. Io facevo non solo il settimanale della Giac Gioventù, ma anche un mensile che si chiamava Gioventù Professionisti e che era per gli intellettuali in sostanza. Aveva forma di una rivistina e raramente, ma insomma qualche volta ho fatto degli articoli che erano il frutto magari di un esame sostenuto a Padova una settimana prima, eccetera. Uno si chiamò La civiltà del bello ed era un soggetto sulla concezione del bello nella Grecia antica. E ci avevo messo un bel, mi ricordo se era un Prassitele o un coso, un bel maschione che aveva il suo contributo. I periodici che facevo venivano vistati da uno degli assistenti, da un prete della presidenza centrale. Io avevo un mio assistente per l'ufficio stampa, per conto mio. Mi ricordo se l'ha visto lui e se l'ha visto un altro prete, la bozza di stampa, sono andati subito a correre in presidenza e a dire: Dorigo pubblica le statue greche nude. Statue nude. Allora arrivano, no, non si può assolutamente, leva, cambia. E io gli ho messo la testa della Gorgone al posto. Un giorno c'è uno dei tanti pellegrinaggi, un gruppo di giovani tedeschi, ragazzi e ragazze cattolici, i quali fanno la Via Crucis al Colosseo e Carlo Carretto mi dice: tu parli tedesco, no? Sì. Vai a fargli un saluto, vai a fargli... E io vado, faccio il mio sproloquietto, faccio la Via Crucis con loro, il fotografo che viene con me fa le sue fotografie e il giorno dopo io ho le fotografie sul tavolo. E devo fare il giornale, prendo una di queste fotografie e la metto in pagina. E c'era appunto in primo piano un gruppetto di ragazze, fra cui, insieme con i ragazzi, fra cui una che aveva un vestito smanicato. Era un vestito scuro, a palline bianchi, non so, qualcosa del genere. E allora io metto in pagina la fotografia, eccetera, arriva il prete. Ah, Dorigo, no. Cosa c'è? Non vede. Cosa devo vedere? I ragazzi al Colosseo? Ah, ha fatto il furbo. Non si può, quella ragazza lì, non cambi fotografia. Vabbè, ci penso io.
prendo la fotografia, prendo la china e con la china faccio le maniche fin qua a puntini bianchi e neri. Per il rotto della cuffia Vladimiro Dorigo diventa consigliere comunale e persino assessore, e anzi assessore all'urbanistica. Siamo nel 1956 in questa specie di pre-centrosinistra in cui Venezia addita la strada a tutta Italia. Non ha tanti voti, ma ne ha quanti basta e ha fama, prestigio, anche se certo parecchi sacerdoti, parecchi anche iscritti alla Democrazia Cristiana sanno che non è un uomo facile, è ispido, con tutto il suo rigore, con tutte le sue esigenze, però certo che gli assegnano un assessorato importantissimo, si stava lavorando, lui è tra quelli che devono gestire politicamente addirittura il piano regolatore. Il piano regolatore era l'epoca dei piani regolatori, ma qui siamo a Venezia, quindi il piano regolatore molto più difficile di altri, come comporre la città storica con le fabbriche di Marghera, uno dei tanti problemi naturalmente che bisognerà studiare. Io l'ho conosciuto allora, l'ho conosciuto nel 1958 quando nasce Quest'Italia. E io sono uno dei redattori della prima stagione, i primi 2 anni circa. Perché nasce questa rivista? Perché Vladimiro si rende conto che gli stanno facendo terra bruciata attorno nel partito e che non è detto che la sua stagione politica possa durare ancora, e fare l'assessore urbanistica rende più difficoltoso l'itinerario, perché devi continuamente pestare i piedi a qualcheduno, pensarla diversamente da qualchedun altro. E chi ha ragione? Ha ragione chi ha ragione o ha ragione chi ha i numeri? Quando fai politica i numeri sono parte naturalmente dell'avere torto e dell'avere ragione. Quindi lui si costruisce, ci aveva provato già tante altre volte, come viene fuori dall'intervista, una rivista, una via d'uscita, un pensatoio personale. Qui torna buono tutto l'indirizzario che si era costruito negli anni precedenti quando faceva il giornalista da Roma. Ha un indirizzario scelto che permette di mandarle 1000 copie. Questa è la prima edizione del numero 1. Classico numero di una rivista di cultura, niente di che. Li può mandare però a un indirizzario selezionato, tant'è che bisogna ristamparlo quel numero 1, quindi viene accolto molto bene. A cosa deve servire? Siamo nel 58, vuole il caso, che non è un caso, che il 58 sia anno di elezioni, e Fanfani ha un ruolo importantissimo in quel momento, e osa dire che la politica sia autonoma dai dettami del Vaticano. Apriti cielo naturalmente, no? L'Osservatore Romano si scatenano tutti quelli che Vladimiro Dorigo aveva conosciuto e che l'avevano mandato via qualche anno prima. Ma l'impegno di liberare il voto dei cattolici da obbligazioni extrapolitiche è un impegno assolutamente di principio che non riguarda certo Venezia. Quest'Italia è quindi una rivista piccola ma grande, importantissima per porre all'ordine del giorno una delle questioni fondamentali della cittadinanza in Italia. La cittadinanza italiana è doppia, sempre, lo è sempre stata, dal Risorgimento ai nostri giorni. Perché? Perché la Chiesa transnazionale, che è la Chiesa ecumenica cattolica, sta a Roma e quindi quella è una doppia capitale, e la Chiesa pretende invece che non ci siano sostanziali differenze tra religione, morale e politica. Il 58 è anche l'anno del Vescovo di Prato, quando in questa città toscana, per giunto una regione rossa, un vescovo ritiene di poter far dire che sono dei pubblici concubini a 2 poveri disgraziati che avevano osato sposarsi soltanto in municipio. Bene, anche questo personaggio, anche questo caso, il Vescovo di Prato, diventa un esempio su cui lavorare, ma lavorare come lavorava Vladimiro Dorigo, cioè sapendo più teologia dei teologi, più dei monsignori, più dei cardinali, come al solito, cioè preparandosi, come si preparava in urbanistica, in tutto ciò che serve a fare la sola urbanistica, così per ragionare e contrapporsi a chi? Ai gesuiti di civiltà cattolica. Questi erano gli interlocutori all'altezza di Vladimiro Dorigo, cioè l'ordine intellettuale per eccellenza della Chiesa. Ecco, queste erano
le situazioni che si affrontavano a quest'Italia, dove mi era capitato di entrare perché allora facevo parte della FUCI veneziana. Praticamente l'intera FUCI maschile viene scippata al patriarca e agli assistenti religiosi e diventa redazione. C'è un punto nell'intervista in cui Vladimiro Dorigo si diverte a ricordare che lui portava via cattolici, lui dice alla Cattolica di Milano e ad altri luoghi. Li portava via perché? Perché spesso in questi luoghi della giovane intellettualità cattolica c'erano più esigenze e bisogni più rigorosi di quelli che si potevano trovare tra i laici. Io personalmente ho imparato ad essere anticlericale alla FUCI e a Quest'Italia. Strano luogo, ma non ce n'erano molti altri nell'Italia del tempo. Dopo la Giac, prima con Carretto, poi Carretto è partito, e poi con qualche altro amico, ho cercato di fare qualche cos'altro. La DC non mi bastava. Ho cercato di fare, ho messo insieme in archivio 6 iniziative giornalistiche diverse, anzi 7. Prima Gedda mi ha chiamato attraverso amici e mi ha detto c'è l'archivio dell'Azione Cattolica da curare, eccetera, vorresti occupartene? Io preparo il numero. Gedda vede le bozze e dice non si stampa. E io dico vabbè, buonanotte. Poi cerchiamo con Carretto di fare un periodico di informazione religiosa. Prepariamo il primo numero. Alla fine il gruppo si disgrega, Carretto va via e non si fa. Insomma, sono 7 testate. 7 testate con la testata pronta e in qualche caso con le bozze di stampa per la stampa, con un'evoluzione lentissima dal mondo religioso, dall'informazione religiosa all'informazione politica, finché mi sono stufato. Allora nel 58 lo faccio io con 50.000 lire che mi ha dato Tizio e 100.000 che mi ha dato Caio. È partito Quest'Italia così ed è durato 13 anni. In genere le cose che mi sono riuscite nella vita sono quelle che ho deciso da solo e che ho fatto non da solo perché ero pieno di amici, di collaboratori, ma insomma decise da me e fatte come volevo io. Ci siamo trovati subito alla ricerca di un discorso di laicità della politica e di indipendenza assoluta dalla dottrina sociale della Chiesa, e il tramite, il mezzo che ho cercato da subito di realizzare è stato quello di far entrare in questa redazione, prima la redazione di Venezia, poi una redazione a Roma, infine una redazione anche a Milano, di gente dell'Università Cattolica, perché mi piaceva rubare i cattolici alla loro matrice. I ragazzi della redazione di Venezia, Zappa, Malfi, eccetera, eccetera, erano tutti della FUCI di Venezia e me li sono portati via. A Roma ho pescato molto più largamente. A Milano sono andato un paio di volte a fare delle conferenze in Università Cattolica. La seconda volta non mi hanno più voluto, siamo andati in un bar e lì ho fatto la conferenza ugualmente con tutti i ragazzi che già leggevano Quest'Italia. Questa garanzia
di avere una base redazionale capace di discutere fra laici, socialisti e cattolici è stata fondamentale, perché se ancora non ne avessimo avuto capacità e coscienza, certamente di fronte a tutto quello che capitava ce lo avrebbero ricordato questi amici redattori di altra sponda, di altra provenienza. Quest'Italia ha continuato per anni e anni a occuparsi di cose cattoliche e religiose, anche con approfondimenti molto, molto avanzati, nel senso che noi abbiamo seguito con collaborazioni di esperti del concilio di grande autorità come padre Chenu, sospetto di eresia, con i redattori di Roma che frequentavano la sala stampa del concilio, che ci hanno permesso di avere documenti di ogni genere, oppure con addirittura il catechismo olandese che è uscito nel 66-67, che è stato un'iniziativa dei vescovi olandesi molto avanzata, un catechismo rivoluzionario, del quale abbiamo pubblicato qualche centinaio di pagine dentro quest'Italia, facendole tradurre da una studiosa olandese, facendole tradurre apposta, cosa che mi è costata anche un po' di soldi, eccetera. Insomma, cioè abbiamo continuato a seguire, io seguivo tutte le encicliche e facevo arrabbiare l'Osservatore Romano, perché mi divertivo a confrontare il testo ufficiale delle encicliche in latino con le traduzioni del Vaticane, delle encicliche stesse in italiano, in francese, in tedesco e in inglese. Perché? Perché l'edizione italiana era sempre un po' più particolare delle altre, era fatta ad usum Delphini, e allora io confrontavo il testo latino col testo italiano e magari col testo francese o tedesco, per mostrare come la tutela vaticana sulla cattolicità italiana fosse una tutela falsante, con parole stravolte, con significati nascosti, eccetera, eccetera. Ormai in quegli anni ero diventato per molti di queste gerarchie un pericolo pubblico, anche se avevo dei vescovi amici, Baldassarri a Ravenna, Lercaro a Bologna, qualche altro, i quali addirittura mi mandavano in anteprima i documenti con i quali si rifiutavano di dare disposizioni per le elezioni ai fedeli. Si sentiva che stava nascendo una differenziazione molto notevole, al di sotto della quale c'erano le mie rimeditazioni sui problemi della fede e sulle opere di alcuni teologi, di Bultmann per esempio, di Küng, di altri, con i quali all'estero, oltre Alpe, si sono fatti grandi passi nel senso di una
di una distinzione sui problemi della fede fra quello che è il messaggio del cherigma e quello che è l'evidenza della storicizzazione della Chiesa, eccetera. E questo mi ha condotto fuori. Io mi sono trovato a Parigi perché ci andavo quasi tutti gli anni per il Festival del Teatro, fra l'altro, quindi preparavo il festival andando in diversi centri europei e mi sono trovato davanti al 68 marciante. Sono tornato a casa e qualche giorno dopo, all'inizio di maggio di quell'anno, c'era questo convegno alla Corsia dei Servi a Milano. Naturalmente è toccato a me fare la relazione e io sono salito là, ho detto: guardate amici, che quello che sta avvenendo in questi giorni in Europa, a Parigi, e avverrà fra poco anche da noi, non è la rivoluzione, è una rivolta. È una rivolta, è una cosa ben diversa dalla rivoluzione. Una rivolta non ha gli strumenti, per cominciare quelli culturali, oltre a quelli organizzativi, per diventare una rivoluzione. Il mio giudizio è stato molto attento, molto razionale. C'è per esempio un articolo di 40 pagine, 50 pagine su quest'Italia, sul contestazione delle manifestazioni culturali alla Biennale e in giro per l'Europa, con una raccolta di documenti che non finisce mai in nota, sia in quell'occasione sia in altre occasioni, e soprattutto in sede di redazione si è cominciato a discutere di quale poteva essere il destino di questo movimento che stava cominciando a prendere dei nomi: servire il popolo, lotta continua, potere operaio e quant'altri. Naturalmente avevo delle penetrazioni, diciamo così, di pensiero e di presenza da parte di gruppi di questo genere all'interno delle redazioni. Qui a Venezia erano i fratelli Boato, Giorgio Sarto e qualche altro nelle altre redazioni. E io ho cominciato a criticizzare tutto questo, sebbene riconoscessi che era uno sforzo, una liberazione di energie importante che poteva avere uno sbocco di qualche carattere positivo, diverso. E per fare questo ho tentato negli ultimi 2-3 anni, fino alla fine del 70, di far avvicinare le posizioni del PC con quelle dei gruppi. E ho lanciato l'idea dell'unità delle sinistre con vari convegni, con vari documenti, eccetera. Le cose non sono andate in quel senso, perché sia il PC sia i gruppi si sono progressivamente allontanati invece che avvicinarsi. Io ho imputato prima di tutto al PC, ma anche questi gruppi erano intrattabili e folli, e l'evoluzione su quello che vedevo avvenire da parte di questa gente, o su quello che mi toccava leggere. Ero qui, mi ricordo, con Berlanda, uno dei docenti dell'IUAV, un capo partigiano, il giorno in cui ci arrivò sul tavolo Lotta Continua, che era un quotidiano, con il riquadro firmato da Adriano Sofri
in cui si esprimeva tutt'altro che dispiacere per l'assassinio del commissario Calabresi, e non credevamo ai nostri occhi nel leggere quelle righe folli. Che l'abbiano fatto loro o l'abbiano fatto qualche altro, non lo so, non mi spetta a me, ma quello che ho letto quel giorno non lo dimenticherò mai. Ecco il giudizio sul 68, che avrebbe potuto essere un'occasione storica per il Paese, con il PC che è arrivato in quegli anni, nel 74, al 34% davanti alla DC. Le occasioni storiche perdute. Lo studioso Vladimiro Dorigo e il professor Dorigo degli ultimi 20 o 30 anni della vita sono i figli di una pronunciatissima vocazione giovanile che l'aveva portato a laurearsi con il grande Sergio Bettini in storia dell'arte medievale, tardo medievale in specie all'Università di Padova, e anche l'esito di una vocazione politica rientrata e fallita, non perché fosse rientrata e fallita in lui, ma perché non trova casa politicamente parlando né prima né dopo, in questo suo abbastanza insolito itinerario dal centro, o se non vogliamo dire da destra, verso sinistra, che lo aveva caratterizzato. Ma alla fin fine si ritrova ad essere effettivamente un indipendente di sinistra che pensa fin troppo per conto suo. Ritrova a questo punto la vocazione giovanile, che non aveva mai abbandonato a livello di lettura, ma ridiventa uno che scrive di arte medievale. È sempre Vladimiro Dorigo, quindi con il suo rigore, con le sue esigenze, con la sua volontà di andare al profondo. Scrive articoli, saggi, libri e conquista abbastanza rapidamente, con questa partenza abbastanza tardiva, una cattedra appunto che lo porterà all'Università di Venezia, e noi ci ritroveremo dopo tanti anni colleghi dal 1991 nella Facoltà di Lettere veneziana. Nel frattempo lui si è messo a lavorare su un grande tema che è le origini di Venezia, e molti dei suoi saggi sono su questo o quel punto, non solo dell'arte veneziana, ma della nascita di Venezia e della possibilità di star su di questa città cresciuta sull'acqua. Negli anni 60 io non ho fatto solo la Biennale, il Festival del Teatro, Quest'Italia e quant'altro. Ho fatto anche il consorzio per la terza zona di Marghera. Sono stato in 2 gruppi di lavoro del Comitato Ministeriale per la Difesa di Venezia. Queste 2 esperienze, una locale e una nazionale, perché mi sono trovato nel gruppo urbanistica che ho scelto io e nel gruppo idraulica che ho scelto io, del Comitato per la Difesa di Venezia, a contatto con gran parte degli studiosi che potevano interloquire in materia, non solo italiani ma anche stranieri. Per esempio, per quanto riguarda l'idraulica, con gli idraulici dell'Istituto di Delft in Olanda, dove erano avanzatissimi, costruivano modelli idraulici da tempo, eccetera. Nel primo gruppo urbanistica io ho affrontato per le corna e mi sono fatto assegnare la direzione delle ricerche, 2 ricerche con il Censis di Roma sull'esodo da Venezia della popolazione e sulle forme di contenimento possibile dell'esodo. La popolazione calava di 4-5 mila unità. Partiamo
da 175.000 del censimento del 1951 e arriviamo a 62.000 di adesso. Precipizio, con uno scombussolamento totale, per cui la gente che doveva andarsene perché non ce la faceva con la casa, ma continuava ad avere il lavoro, qua ha configurato questa immigrazione che è stata una tragedia. Allora lì abbiamo fatto una ricerca su 1000 famiglie esodate da Venezia in terraferma e sono state intervistate su tutto, sulla casa, sul lavoro, sui desideri che avessero di ritornare o no, il desiderio dei giovani, il desiderio degli anziani, diversi molte volte, eccetera, con risultati appunto strabilianti, perché il 63% della popolazione immigrata in terraferma affermava: sì, se ci date una casa decente a un prezzo decente, noi vogliamo tornare. Allora come farli tornare? Seconda ricerca. Hanno impiegato 5 o 6 anni, queste ricerche sono state pubblicate in dei volumi e anche lì sono stati presi 10 blocchi, 10 insule abitative qui a Venezia, bisognose di restauro totale, e sono stati fatti i progetti di restauro, i conti finanziari, eccetera, eccetera. Ma intanto loro facevano la legge che io ho chiamato contro Venezia. Vladimiro Dorigo afferma apertamente che lui crede nella interdisciplinarietà, parola usatissima e interpretata ai livelli più diversi. Il livello suo era quello del massimo di rigore, il suo dover essere era che l'intellettuale, perlomeno l'intellettuale che affrontava grandissimi problemi come appunto le origini di Venezia, doveva avere dentro di sé, avere in sé la risultante degli studi degli specialisti, non limitarsi a chiedere agli specialisti che cosa pensare in campo archeologico, in campo chimico, in campo biologico, in tutti gli altri campi che hanno a che fare con l'acqua, con la storia delle glaciazioni, con le alghe. Figurarsi quando un uomo fatto così, che studia in questa maniera, che pretende da sé di tenersi all'altezza di questi studi per poter scrivere di Venezia, o tanti anni prima per poter lavorare su Venezia oggi come assessore urbanistica, figurarsi quando gli capita di incrociare un tipo come Indro Montanelli. Montanelli, che è il maestro di tanti, ma è il maestro come grande giornalista. Esattamente l'altra interdisciplinarietà, anche il giornalista deve sapere un po' di tutto e gli viene riconosciuto, se è Montanelli, viene riconosciuto anche a qualche altro, ma non a tanti, da legioni di lettori affezionati. Ci sono ancora, Montanelli è morto da anni, e tuttavia ancora oggi ci sono quelli che o montanelleggiano per farne gli eredi o si fidano di un Montanelli, non essendoci più il grande Indro, per chiedergli di tutto. Bene, Montanelli sapeva tutto e dunque sapeva anche di Venezia. Cosa sapeva di Venezia? Sapeva che era innamorato di Venezia, ma chi non è innamorato di Venezia in giro per l'universo mondo? Tutti sono innamorati di Venezia e tutti vorrebbero possibilmente farne il museo del mondo. Ma Vladimiro Dorigo non ne voleva fare semplicemente il museo del mondo. Non si accontentava di immaginare i veneziani come locandieri e custodi della città che gli altri
sarebbero venuti a visitare con tanto amore, per carità, nessuno mette in dubbio l'amore dei comitati e dei raccoglitori di quattrini o di estasi e mistiche della venezianità. Solo che Vladimiro Dorigo voleva che ci fosse la civitas, nelle sue amarezze tremende e catastrofiche degli ultimi anni in particolare c'era proprio questa. Se scendiamo sotto i 60.000 abitanti non può più esserci la civitas, cioè non c'è un tessuto di abitanti e di veneziani che renda veramente viva la città, e allora sì, rischiamo di precipitare nel semplice luogo turistico. Questo non lo voleva, ma temeva negli ultimi anni che stesse proprio accadendo, realizzando così per vie indirette il sogno di molti di fare una specie di Disneyland particolarissima veneziana, appunto il miracolo. Ma questo miracolo era nato ed era stato su per secoli, secondo gli studi di Vladimiro Dorigo, attraverso una serie di interventi basati sulla conoscenza della natura, ma sul governo, il dominio delle acque e delle terre. Sull'idraulica ho imparato un po' di cose, parecchie cose, e poi mi sono messo a studiare per conto mio, e ne avete la traccia nel libro Una laguna di chiacchiere, in cui mostro la povertà intellettuale di quel poveraccio di Montanelli. Questo mi ha dato occasione di studiare a partire dalle mappe cinquecentesche le trasformazioni lagunari, contro gli idioti secondo i quali la laguna è eterna, è sempre stata uguale a se stessa, e questo mi ha messo un pallino in testa. La laguna non è eterna, la laguna è una creazione dell'evoluzione fisiografica di questi ambienti, e allora io voglio capire qual è stata questa evoluzione. E non appena ho avuto la possibilità di mettermi a insegnare, mi sono buttato a capofitto su tutto questo. Molti colleghi mi guardavano strabuzzando gli occhi. Non ti occupi di storia dell'arte? Sì, mi occupo di storia dell'arte e ci arrivo, ma prima mi occupo di storia naturale. Venezia Origini è questo, ci sono 100 pagine alla fine di storia dell'arte, ma ci sono prima 600 pagine di storia tout court, di storia naturale, fisiografia, di idraulica, ricercate in tutti i modi, attraverso l'archeologia sott'acqua, e mi si offre graziosamente l'amicizia di Ernesto Canal. Giusta. Ernesto Canal è un uomo che ha fin da giovane una crisi di sindromi vertiginose che non lo lasciano vivere, e si accorge che se va in barca queste gli passano. Ernesto Canal viene a una mia lezione a Torcello, mi ascolta e poi mi dice: lavoriamo insieme, perché? Perché io so che sotto là c'è un pavimento romano, sotto là c'è questo, sotto là c'è quest'altro, eccetera, eccetera. È stata una cosa bellissima. Ernesto Canal non è un intellettuale, ma lo è diventato. È diventato uno scienziato. Abbiamo discusso per serate e serate intere, per mesi, per anni, portando ciascuno di noi due la sua esperienza, lui l'esperienza in acqua, a cui sono andato parecchie volte anch'io poi, e io l'esperienza delle fonti, l'esperienza
dei testi antichi, eccetera. Abbiamo messo insieme queste esperienze e a un certo punto io ho detto a Canal: guarda che tu bisogna che ogni sito archeologico subacqueo che trovi registri la profondità, registri l'orientamento dei muri, registri cioè tutti gli elementi che possono essere suscettibili di diventare delle prove archeologiche. E lui ha cominciato a farlo. Se adesso c'è una carta archeologica della laguna, si deve a lui. E io gli ho detto: sai cosa sono le centuriazioni? Le centuriazioni si misurano per gradi, su 360 gradi, perché i campi, i cardini e i decumani delle centuriazioni erano il frutto di una situazione sul terreno fatta dai gramatici romani. Sì, ma siamo in acqua, sì, ma quella volta l'acqua non c'era. E così è nata Venezia Origini, uno scandalo, pochissime recensioni, la gente che mi diceva un bel coraggio, dico, sono voluti 16 anni, ma 16 anni dopo all'Istituto Veneto di Scienze e Lettere e Arti si sono sognati di darmi un premio Ghetti di un idraulico per Venezia Origini. Allora questo era nato con gli studi, col pallino sorto durante i lavori del Comitato per Venezia e ha dato buon frutto. Il lavoro che ne è uscito e gli altri lavori che ne sono usciti dopo, con gli approfondimenti del caso, lo hanno mostrato. Per esempio, nessuno ha mai sognato di occuparsi di differenze fra acqua dolce e acqua salata da noi in laguna, perché gli stessi reggenti della Repubblica che hanno cominciato a deviare i fiumi lo hanno fatto non perché dessero acqua dolce dentro il Salso, ma perché i fiumi portavano torbide e le torbide minacciavano di avvicinare la terraferma a Venezia. C'è voluto uno studioso dell'inizio dell'Ottocento, il quale si è accorto che la torba ha due comportamenti diversi fra l'acqua dolce e l'acqua salata. La torba sono i concentrati di vegetazioni antiche precedenti, sepolte dalle sabbie, eccetera, finché restano isolati nel loro letto. Le torbe restano nella loro composizione, ma se tu fai uno scavo dove ci sono le torbe che i veneziani chiamavano le cuora, se tu fai uno scavo lì e la torba, il letto di torba viene a contatto col salso, si schiaccia, diminuisce enormemente di volume. Ma nessuno ha applicato questa scoperta di questo studioso veneziano dell'inizio dell'Ottocento. E io ho pensato, e questo è uno dei fattori fondamentali
perché me lo confermano per esempio le bonifiche del San Donatese. Le bonifiche del San Donatese sono state fatte fra l'Ottocento e la prima metà del Novecento e queste bonifiche hanno comportato lo scorticamento degli strati superficiali di palude, hanno fatto i loro conti e hanno detto ci sarà un cedimento dei sottostrati, ma a un certo punto si fermano, hanno fatto i loro conti e hanno messo dei numeri anche a tutto questo. Dopo 50 anni si sono accorti che quei numeri erano andati per aria e che il livello dei terreni bonificati è di 1 metro, 1,5 metri, 2 metri adesso al di sotto di quello che si era calcolato come regime di bonifica. Allora è chiaro che cosa è avvenuto. È avvenuto in primo luogo che il materasso alluvionale su cui è costruita tutta la Valle Padana, che precedentemente ospitava l'Adriatico fino a Torino, questo materasso alluvionale ha un cedimento progressivo, cedimento che è stato calcolato 5 mm ogni 10 anni mi pare, comunque una cosa abbastanza lenta, abbastanza trascurabile. Questo è il primo fattore. E io mi sono detto, ma se io moltiplico per 20 secoli questo fattore, a che livello era il terreno che adesso è il fondo della laguna 20 secoli fa? Secondo fattore, la crescita dei livelli marini, che è un fattore a sé stante, la quale è una sinusoide, cala e cresce. Allora ci siamo messi con Canal a misurare tutte le rive più antiche dei più antichi palazzi veneziani. Sotto le scalinate attuali ci sono molte volte i vecchi gradini e il livello in cui si entra nel portico dei palazzi attuali, in molti casi lo si vede ancora ictu oculi, è cresciuto di 1 metro, 1,5 metri, 2 metri. Abbiamo misurato tutto questo e abbiamo visto su un campione di parecchie decine di questi palazzi romanici e gotici che il livello ha ceduto di almeno 85-90 centimetri. Vi sono prove infinite di questo che sono pubblicate in Venezia Origini. Questo è il secondo fattore. Il terzo fattore è lo schiacciamento delle torbe. Perché? Perché crescendo il livello marino, calando il livello della Padania, c'è uno squilibrio che si determina e questo squilibrio fa avanzare la laguna. Anche ammettendo che una laguna ci fosse, questa laguna non era certamente delle proporzioni, delle dimensioni che ha adesso e quindi questa laguna ha raggiunto zone che prima erano di terraferma come nella pianta del decortivo e che hanno raggiunto queste zone, queste torbe eccetera e le hanno schiacciate e fatte abbassare ulteriormente. Allora tutta questa serie di fattori mi ha convinto che sono numerabili i fattori che hanno mutato profondamente il territorio lagunare, il quale all'inizio, 2000 anni fa,
era una serie limitata di paludi accanto alla linea dei lidi. I lidi come erano configurati? Con dei montones, e cioè il mare durante i secoli aveva portato su le sabbie si erano consolidate con piante resistenti, e hanno formato questi montones che erano alti 7, 8, 9, 10 metri. I montones naturalmente non proseguivano oltre se stessi, ma erano raggiunti e vivificati e aumentati dal mare, fin dove il mare arrivava. Dopodiché si precipitava a un livello molto più basso. A questo livello più basso è testimoniato da Tito Livio quando si parla degli Spartani che invadono la laguna e invadono i vici di Padova. E ci dice che per il resto si andava soltanto con delle navicelle a fondo piatto. Perché a fondo piatto? Perché non c'era fondale, erano paludi con un po' d'acqua che si asciugava d'estate e si rinnovava d'inverno. Allora tutto questo ha configurato la possibilità di commisurare l'avanzata del salso marino progressiva su che cosa? Su una piana che aveva delle pozze d'acqua, ma che erano pozze d'acqua dolce. Perché? Perché i fiumi scorrevano fino al mare e i porti attuali sono le foci dei fiumi attuali, tanto è vero che si chiamano ancora fuose, cioè foci. Se noi leggiamo Procopio, la guerra gotica, troviamo che Belisario fa marciare il suo esercito per sfuggire agli eserciti ostrogoti e gallici e franchi lungo la marina, dice, e quando trovava le foci dei fiumi, lungo la marina trovava le foci dei fiumi, allora gettava un ponte di barche e passava dall'altra parte, dal Cavallino al Lido, dal Lido a Pellestrina, da Pellestrina a Chioggia, eccetera. Cioè quelle erano foci di fiume, ma se erano foci di fiume là, al massimo ci sarà stata una situazione estuariale, ma certamente non c'era una laguna. Quello che resta delle foci dei fiumi, del tratto finale delle foci dei fiumi, sono i canali lagunari, sono i canali dei porti lagunari. Tutto questo ormai viene accettato, sebbene per 20 anni mi abbiano guardato come un matto. E per questo gli studi che ho fatto su Venezia, sulla laguna, su Eraclea, su Equilo, eccetera, mi stanno molto a cuore perché non li aveva mai fatti nessuno e credo di aver apportato un contributo storico importante su questo. Questo mi è stato possibile in parte dal fatto che, avendo una cattedra, ho potuto avere poco, ma insomma dei contributi di ricerca finanziari, sia per Venezia Origini, sia per qualche altro studio
che mi hanno permesso di perfezionare queste cose, di fare le spese che erano necessarie. Mi ricordo che appena conosciuto Canal ci siamo messi a complottare su queste cose. Ho fatto subito comprare un ecoscandaglio. Io ho sempre creduto profondamente nell'interdisciplinarità. Interdisciplinarità, la quintessenza della razionalità, perché la razionalità, se vuole esercitarsi pienamente, deve farsi ricca della conoscenza approfondita che è necessaria per i vari generi di cose che ci sono al mondo o che ci sono nella storia. La razionalità non è un solo esercizio metodologico, è una sintesi di esercizi metodologici diversi. E quando qualcuno vi dice, ah sì certo, allora per fare questa cosa chiamiamo il sociologo, l'artista, eccetera, eccetera, il giurista, il politico, varie competenze, quella non è interdisciplinarità. L'interdisciplinarità è quella che uno fa nella sua testa, tutta insieme. Naturalmente questo significa non poter approfondire all'infinito una disciplina piuttosto che qualsiasi altra, ma significa il tentativo di avere un aggiornamento continuo sulle cose che avvengono nel mondo, sulle cose che sono avvenute, sulle cose che avverranno, attraverso le quali sia possibile vedere le interferenze, vedere le contraddizioni e vedere cioè la sfaccettatura della realtà. Io facevo lezione con il massimo di interdisciplinarità possibile, perché credo che questo apra la testa della gente. Se io vi dico che quel quadro lì ha queste coordinate storiche, ha queste derivazioni, è una maniera di vederlo, ma se io vi dico anche che cosa c'è dietro la tecnica di quel quadro, o se io vi dico anche che cosa c'era dal punto di vista fisico nella corte cinquecentesca nella quale lavorava Leonardo, questo aiuta a capire. E infatti lui è un genio perché è riuscito a mettere insieme metodi e discipline diverse, macchine da guerra, macchine idrauliche, macchine per volare e fare le opere d'arte che ha fatto. Io mi definisco razionalista e pertanto non credente in nessun aspetto della trascendenza. Penso che il genere umano è ancora immaturo, tutto sommato, cioè il cervello del serpente che abbiamo introitato nel cervello nostro è ancora troppo funzionante. E allora il problema della razionalità, delle verifiche interdisciplinari della razionalità si trova a sbattere contro l'egoismo che viene fuori da questo nucleo maledetto che abbiamo conservato e dal quale dipendiamo. Perché se non ci fosse stato anche quello, noi non saremmo qua. Ed è una contraddizione insanabile. E queste sono le prove contro la fede. Questa imperfezione assoluta. Le cose che
si scoprono al giorno d'oggi, quel fossile di 3 milioni di anni, l'evoluzione di quella determinata specie animale, eccetera, sono tutti apporti enormi alla comprensione di quello che noi siamo. Questa occasione incredibile, straordinaria che si è verificata, come di tutti gli altri animali, questi apporti restano quasi sempre limitati al quadro disciplinare degli studiosi che studiano ciascuna disciplina. Noi abbiamo ormai un dossier di storia di circa 10.000 anni, un bruscolino nella storia della Terra, figurarsi per il resto, ma questi 10.000 anni sono ricchi di informazione e si sta creando con l'archeologia, eccetera, una ricchezza sempre maggiore di informazione, eppure tutto questo non mi segna nulla. Il timore è che tutto questo sia per durare molto e siccome in questa lunga durata la velocità delle modifiche umane, tecnologiche, eccetera, è fortissima e crescente, c'è un grosso rischio che velocità crescente e durata lunga di questa malattia umana siano per determinare il disastro della specie. Io ho cercato di fare lezione sempre studiando. Le mie lezioni sono delle scalette seminate in una serie di quaderni e quelle scalette erano il frutto dello studio quotidiano. Cioè io sentivo la necessità di non raccontargli frottole, di non raccontare cose risapute, di non risparmiare fatica, di non ripetere le stesse cose, ma la necessità di dirgli quello che dovevo dirgli quel giorno e di dirgli come ci si arriva a quello che gli stavo dicendo. E questo è il dono che mi hanno fatto gli studenti. Nel seguire questo atteggiamento e quando si laureavano con me, nel aderire con generosità a quello che gli chiedevo. E quello che gli chiedevo era quello che gli davo. Infiniti colloqui per seguire mano a mano il lavoro di tesi scelto da loro e per il non risparmio di fatica e di tempo con il quale quasi tutti mi hanno seguito con delle tesi che molte volte non finiscono mai, di più volumi, eccetera. Per cui di fronte alle tesine che fanno adesso per il triennio provo disperazione, perché sono dei piccoli bignami che non acquisiscono e non lasciano nulla, mentre dalle tesi degli allievi molte volte ho tratto spunti, idee per nuovi indirizzi di ricerca, eccetera, specie quando erano così bravi da venire con pacchi di fonti trascritte, eccetera, che io non avevo potuto vedere e che quindi mi donavano altre possibilità. Una bella collaborazione. Avevamo 20 anni, i più giovani dei redattori di Quest'Italia. La redazione si trovava attorno al tavolo di Casa Dorigo, a Santa Croce, dove Vladimiro è morto tanti anni dopo, in quella stessa stanza.
lunghissime redazioni che andavano avanti fino alle 2, alle 3 di notte, generalmente con un grappino, uno. Bisognava leggere a voce alta ciascuno il proprio articolo. Sì, ma Vladimiro Dorigo leggeva il suo articolo fitto di riferimenti ai dogmi, alla teologia francese e non solo a quella di serie C italiana. Si volava alto. Poi leggevo magari una mia opinione, sentivo da me che si volava molto basso. Ora, tutta l'intervista e anche le cose che ho detto fin qui portano a pensare Vladimiro come era, per un uomo rigorosissimo, esigentissimo, duro con gli altri perché duro e esigente con sé. Beh, con noi giovanetti passerotti in plumi era assolutamente comprensivo e buono. Erano bruttissimi quegli articoli, li ho riletti qualche anno fa, mentre anch'io avevo rincontrato Vladimiro e colloquiavo con lui per cercare di ricostruirne la vita. Erano proprio brutti, come anche quelli altri, mica soltanto i miei. Ma lui, sì, ci dava le indicazioni per correggerli e far diventare meglio, ma ci voleva tirare su. Dunque era capace di sorridere, è vero, anche in intervista si vede che non di rado il suo volto riservato e chiuso in se stesso che segue il filo del discorso si apre in un sorriso quasi radioso. Beh, sono le contraddizioni in seno a Miro.